Ieri abbiamo avuto un incontro con i medici di medicina generale assieme ai colleghi direttori di distretto che seguono questo settore di attività. Ho notato ampia disponibilità ad impegnarsi su questo argomento. I medici di famiglia, specialmente quelli che lavorano singoli, hanno effettive difficoltà in qualche modo nel loro studio ad eseguire questi tamponi. Stiamo cercando insieme soluzioni che possano essere opportune. Il dato, quel 9,9% nel report della regione diramato ieri, saltava agli occhi. I medici di base dell'ULS 1 in ultima posizione nella percentuale di chi finora ha eseguito i tamponi. Un divario netto rispetto alle altre province che ha sorpreso anche molti fra i bellunesi. Non me la spiego a mia volta perché secondo me è una cosa necessaria e logica. Li facciano anche i medici di base, senza Ok. dover correre avanti e indietro per l'ospedale. Sono già oberati di tante altre cose e chiaramente non aderisco, non credo che ci siano altri motivi che i medici bellunesi non abbiano a cuore la salute dei loro assistiti. Criticità logistiche e di sicurezza, quelle avanzate dai medici nel vertice di ieri, ma Cinquetti si dice ottimista. Io credo che la medicina generale, nel giro di una decina, quindicina di giorni, specialmente la medicina di gruppo che ha strutture che lo consentono, avvierà questa attività che peraltro è limitata ai tamponi rapidi. Tutto questo mentre la situazione epidemiologica e di conseguenza clinica degli ultimi giorni conferma l'allerta per il bellunese. Abbiamo fatto un'analisi abbastanza attenta degli ultimi 15 giorni e appunto abbiamo registrato oltre 3.000 nuove positività, dati molto molto importanti e impegnativi per quanto riguarda la gestione, quindi tracciamento dei contatti, presa in carico e quant'altro.